Cari amici telespettatori, benvenuti a un nuovo appuntamento di Blues e dintorni. L'amico che ci è venuto a trovare oggi è una persona che conosco da molto tempo e mi ha sempre incuriosito il suo modo veramente molto personale di fare musica. È una cosa che ha a che fare col blues nei temi, nei modi di suonare e anche a volte in qualche giro di accordi. Benvenuto Baldo. Ciao Massimo. Baldo, la tua storia musicale inizia da ragazzino, come un po' tutti gli artisti Sì. hanno in comune questa cosa. Tu hai in famiglia qualcuno che ti ha ispirato musicalmente oppure è nata una cosa ex famiglia, diciamo? Tutti in famiglia sono stati di ispirazione, dal nonno al papà, alla mamma, che suonava anche il mandolino, a mio fratello, che non c'è più, ma che ha lasciato qualche strumento in dotazione, mi ha lasciato pure. Siamo una famiglia di musicisti, anche se poi l'unico a venire fuori a far musica per gli altri sono stato io. Ho capito. Tu hai iniziato suonando le percussioni, ovviamente folk siciliano. Sì, in un gruppo di canterini o ballerini, comunque canterini, ecco, non come i peloritani, ma un gruppo folcloristico. Suonavo le percussioni, nacchere, tamburelli, acquattara, il maranzano, ecco, questo tipo di E poi percussioni. passasti alla chitarra. Poi sono passato alla chitarra, al mandolino, sì. E qui l'interesse comunque per la musica folk è rimasto in me e questo si nota anche per in quello che faccio, fai, in certo. quello che componi. Senti, nelle tue note leggevo che tu praticamente sei entrato nelle grazie di un grande cantautore siciliano, messinese in particolare, Sì. che è Salvatore Trimarchi, che Sì. era purtroppo, perché è scomparso, anche se è sempre presente in tutti sì. noi, in tutti quelli che l'hanno conosciuto, Tutti gli amici, una grande certo. personalità musicale. Parlaci un po' di Salvatore, del tuo rapporto che avevi con lui. Beh, con Salvatore il rapporto è nato così quando io avevo l'età circa di 17-18 anni. Mi sentì suonare e mi chiese se volevo suonare con lui, volevo fare qualcosa insieme a lui. Qualche settimana dopo siamo stati insieme in uno dei piccoli recital che faceva lui, con 2 chitarre, voce e 2 chitarre, armoniche, ecco, in varie discoteche della zona, in vari locali, sempre qui in zona. E così nasce questo rapporto, per poi passare anche alle serate in piazza, come si chiamavano una volta, con i complessi. Con i famosi complessi. I famosissimi complessi, per girare un po' la Sicilia, ecco. Cosa hai imparato veramente da lui? Da lui ho imparato, ho preso, rubacchiato un qualche cosa, non è che lui avesse questa intenzione di fare l'insegnante, però se stavi attento c'erano delle cose lodevoli e pregevoli. Anche come tu sai, lui lavorò per tanto tempo alla Ricordi e faceva gli adattamenti delle canzoni inglesi In italiano. con i testi in italiano. Ecco. Quindi questa ho è una imparato queste cose, ho rubacchiato un po' il sistema di scrivere anche numericamente, piuttosto che delle frasi, scrivere 41, 71, che cadessero nella metrica. Giovava questa cosa, poi viene naturale andare avanti con la lingua nostra. Ecco. Per cui, grazie a Salvatore. Certo. Senti, io mi sono informato, tu sei della bilancia. Sì. Dice, ma perché ti dico il segno zodiacale? Perché la bilancia è un segno che ama anche le scommesse, ama mettersi sempre alla prova, riniziare da capo. Leggo che tu sei andato a un certo punto fuori dall'Italia, sei andato all'estero. Parlaci di queste tue esperienze. No, nulla di che, però sono state esperienze utilissime, perché ho cominciato a fare chiaramente musica in strada e a 23-24 anni è una bellissima e fortissima esperienza, conosci altri artisti di strada che sicuramente lasciano il loro segno in te. E poi così ho anche suonato nei locali in Germania, Olanda, Danimarca e pur non conoscendo la lingua inglese riuscivo a farmi capire e poi cantavo in italiano. E sai benissimo che le canzoni italiane, anche il classico della musica leggera, è famosissimo in tutta Europa. E in che paesi sei stato? Come ti dicevo, Germania come posto fisso, però giravo anche in Olanda e in Danimarca. Quindi tutto il nord Europa. Mi mancò, per un pelo mi mancò l'Inghilterra perché dovetti rientrare a causa di un grave problema di salute di mio padre. Allora rientrai e da lì non partì più poi.
Senti, rimase diciamo qui. che il cantare melodia italiana ti ha poi ispirato anche nelle tue composizioni, Sì, no? nella forma delle composizioni, badando sempre al fatto che ci fosse sempre una forma di canzone, la durata massima di 4-5 minuti, un ritornello, una strofa, un fraseggio. Per renderlo anche Per ren- fruibile al pubblico. Esatto, sì, quasi per commercializzarlo, ecco, riuscire a commercializzare il prodotto. Anche se io ho sentito tante cose tue e non sono così commerciali nel senso negativo del termine, ma sono commerciali nel senso positivo, cioè nella grande qualità che tu metti in quello che fai. Anzi, facciamo una cosa, invece di parlarne, ascoltiamo direttamente una canzone, ci Certo. trasferiamo giù in questa splendida location che è il Monogravity Studio, che è all'interno di questa villa che è meravigliosa, e vediamo di cominciare ad ascoltare qualcosa di tuo. Insieme a te hai portato un musicista. Insieme con me c'è un musicista che suona anche insieme nel gruppo MLS, come tu sai. Ne parleremo dopo, certo. E ne parleremo dopo, ed è Peppe Russo, accordeonista, guai a dire fisarmonicista. Non si dice fisarmonicista, fisarmonicista. accordionista. Anche perché lui non suona la fisarmonica come si dovrebbe suonare. Ecco. Sì, ha uno stile molto particolare e ce ne accorgeremo subito. Sì. Andiamo giù. E se stanotte fossi fortunata, e se sta luna non fossi malata, e tutta gente potessi campare, come voglio soccori, come voglio mari. E se sti stili fossero veri, e in cia testa fossero pensieri, e tutta gente potessi volare in ciò suo destino e tarare a campari. Magaria, 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 tutto il mondo è contento, tutto il mondo è felice, tutto il mondo è più umano. Magaria, 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 stare su tasto cielo, e quando piove ti dona una mano e ne esci l'arcobaleno. E se stanotte tu fossi con mia, e io viaggiassi ca tua fantasia, e se potessi a tua bocca baciare, scritto scritto tuo cuore, eccoti a respirare. E sta finestra non piglia più la luna, e sta nottata che se ne va sola, e la canzone non è come via, ora solo un momento
chiamato Magaria. Magaria, 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 e tutto il mondo è contento, tutto il mondo è felice, e tutto il mondo è più umano. Magaria, 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 restare sotto a sto cielo, e quando piove ti dona una mano e ne esci l'arcobaleno. Il pezzo è stato fantastico, Baldo, te lo devo dire, io ti faccio sempre ogni volta i complimenti perché Grazie, tu ti ringrazio, sei riesci... molto generoso. No, non sono veramente. generoso, nella realtà tu riesci a creare delle atmosfere con le tue canzoni incredibili e ci sono un sacco di elementi che provengono da tanti generi musicali che poi convergono in una fusion che è reale, non è la fusion quella che noi conosciamo come genere musicale. Guarda, anche Ray, il nostro cane, è venuto a trovarci perché ha apprezzato tantissimo e quando gli animali apprezzano la musica ti garantisco che è buona e ottima musica. Un buon Ma segno. come mai queste influenze? Cioè veramente ho sentito tanta roba. E questa è una, scusate, una prerogativa mia nel comporre. Cerco di attingere un po' da tutte le forme musicali. Ho ascoltato blues, ho ascoltato rock, ho ascoltato jazz, ho appreso un po' da tanti generi e per poi farne uno che non somiglia a nessuno o che li contenga tutti. Ecco. Effettivamente li contiene tutti. E poi c'è questo pathos che un po' ricorda la saudade brasiliana, ma comunque il blues, perché comunque È chiaro, questo sentimento è tipico di ogni musica popolare, no? E poi questo tuo cantare in dialetto, perché il dialetto? Perché credo, intanto perché, come ti dicevo, iniziando con i gruppi folcloristici, mi è rimasta questa fantasia e questa voglia soprattutto di portare avanti questo mio genere che è in dialetto siciliano. Ho attinto anche da vecchi gruppi degli anni 70 siciliani, ne cito qualcuno, da Berna Minensis, i Cilliri, ho appreso anche da lì, ho rubato anche da lì. Sento l'odore tra le nari, sbaragliolo vargare. Quando un po' calario ventilò sul continente, mampano con sangue e sentimenti da docenti. Balla bella balla, giro mondo di speranza. Balla bella balla, giro mondo di piazza.
balla bella balla, spia la mala crianza, balla bella balla, giro mondo di la danza, sì. C'è autoferro ogni tanto battono i cori a stento, meglio vidi di cerco a tridusi scontento de carusi. Quando a focalario ventila su continenti, vampano cuore, sangue e sentimenti dato gente, balla bella balla, giro mondo di fortuna, balla bella balla, di ribelli porti crona, balla bella balla, sotto chiaro di la luna, balla bella balla, io ti canto una canzone, sì. Vampano cuore, sangue e sentimenti dato gente, balla bella balla, giro mondo di speranza, balla bella balla, giro mondo di fortuna, balla bella balla, spia la mala crianza, balla bella balla, sotto chiaro di la luna, balla bella balla, spia la mala crianza, balla bella balla, di liberti porti in crona, balla bella balla, spia la mala crianza, balla bella balla, io ti canto una canzone, sì. Io so che tu a un certo punto ti sei stancato di stare da solo e a parte il trovare moglie hai trovato anche dei compagni, intesi come compagni di viaggio musicale, con i quali tuttora continui a girare, continui a fare concerti, che sono gli MLS. Adesso io voglio sapere il significato di questa parola magica. Questa parola magica non è nulla di magico, però è qualcosa che è venuto fuori dalla magia, dalla questa canzone Magaria che abbiamo ascoltato prima. Che significa magia. Stavamo a provare facendo delle prove in un piccolo studio con le finestre aperte, chiaramente sempre in periodo estivo, quando c'è fresco, no? Che si lavora sempre così, chiaramente. E una signora che abitava lì accanto, dopo aver sentito Magaria, disse Carusi, in dialetto siciliano, questa canzone ha una bella amelia. Amelia non abbiamo capito, abbiamo annuito con la testa, abbiamo fatto cenno di aver capito, ma nessuno di noi aveva capito nulla. Poi ho cercato di capire cosa fosse questo termine, questa parola, e guarda caso me lo spiegò mio padre, che non era siciliano mio padre. Mi disse Amelia in italiano dovrebbe dire Emeleia o Emelia, che sarebbe melodia. Ma dico, guarda un po', la signora mi ha detto
che bella melodia ha questa canzone. E da lì ho visto, facendo delle ricerche anche su dizionari, che il termine emmeleia o emmelia in greco arcano sarebbe emmeles, che significa melodia. Vedi come spesso succede, i nomi dei gruppi derivano sempre da situazioni stranissime, no? Da cose casuali spesso. Molto spesso casuali, ma poi sta signora ci insegnò anche un termine che non conoscevamo, ammelia. Senti, in questo gruppo i componenti chi sono? Attualmente l'attuale formazione, perché tu sai benissimo che si tratta di un progetto aperto, quindi da questa strada sono passati parecchi musicisti, ma l'attuale formazione è Fabio Sodano, ormai storico componente e fraterno componente. Che suona? Che suona flauti, fiati vari e fiati etnici e sassofono. Mi scuso ancora per la voce. E poi Peppe Russo alla fisarmonica, che avete appena ascoltato, Stefano Sgro alla batteria e Pino Carufi al basso. Sono tutti musicisti di primo ordine, di primo livello. Di primo livello, sì. Livello eccelso. Non di primo pelo comunque. Non di primo pelo, certo. E con loro hai inciso qualcosa? Con loro stiamo adesso facendo dei lavori nuovi, sì, con loro abbiamo fatto il primo CD, però c'erano anche altri elementi nella prima registrazione. E che titolo ha questo disco? Il disco si intitola Musica, menzogne ed altre storie, un titolo anche questo particolare. Perché? Perché tutti i brani hanno fatto parte, sì, chiaramente della musica, anche delle menzogne, perché ci sono un sacco di menzogne in mezzo a quei testi e comunque fanno parte della storia. Musica, storie, menzogne, c'è di tutto lì dentro. Posi la testa tra le belli giuri, passa il tempo e il cuore, ma l'amico fatti alludono lume grandi amori, si becca, si becca, si becca come una spiga, perché tu si becca, si becca, si becca come una spiga. Innanzi sti deppo giù della luce,
atti alla dono la me fantasia, il lume cori sia sulla paciuna, e sempre sarai tu l'amante mia, si bella, si bella, si bella, come una stilla, perché tu si bella, si bella, si bella, come una stilla. Si bella, si bella, si bella. Sai, la cosa che mi ha colpito molto mentre parlavamo fuori onda è che tu mi hai raccontato che da una storia di un amico tuo tu sei riuscito a tirare fuori un testo per una canzone e l'hai saputo anche snocciolare in maniera musicale, in maniera efficacissima. E questa è una cosa che mi colpisce sempre, perché scrivere delle canzoni non è una cosa semplice, o perlomeno lo hanno fatto diventare una cosa semplice, perché gira la voce che se tu scrivi una canzone basta che è tua, va comunque bene. No. Invece non è assolutamente così. Non dovrebbe essere così, invece è diventato un po' così. Qual è la tua opinione sui cantautori attuali? Beh, no, sento parecchia roba fresca, sento che mi sono accorto che c'è parecchio talento, però è sempre quella fascia della commercializzazione della musica e delle imposizioni delle etichette, magari facciamo questo lavoro per far soldi, ecco, non per vendere arte, per vendere e fare soldi, vendere dischi, materia, ecco, ma non arte, non emozioni. Diciamo non che sentimenti. questo qua si faceva anche negli anni 70, era una legge anche negli anni 70 o anche negli anni 60 comunque, Sì, cioè ma il vendere la musica è sempre stato un obiettivo della casa discografica, ma la qualità della musica era diversa. Perché secondo te? Perché sempre per dar più retta a quello che è l'aspetto del commercio, della commercialità o della commercializzazione dei prodotti, perché necessariamente bisogna guadagnare, però lo si fa dissacrando quello che in effetti è la vera arte, ecco, senza badare a spese, ecco. Ho capito, ho capito. Senti, adesso andiamo ad ascoltare un altro brano. Nei tuoi progetti c'è, sempre con gli MLS, un nuovo disco. Sì, che non abbiamo ancora stabilito un titolo, anche i titoli dei brani, sai, quando vengono fuori gli si dà un titolo, come si chiama, Fiore a cappella, tanto per dare per avere un riferimento e ricordarsi che è quello. E una volta fatto e creato il testo anche, perché a volte crei prima la musica, poi il testo, o viceversa, a volte entrambi insieme fai tutte le due cose. Quindi non abbiamo ancora dato un titolo al disco, ma dovrebbe contenere 10 brani, 10 tracce, ecco. Questo lavoro spero di poterlo fare nel prossimo inverno, però intanto ci sono delle novità. C'è un brano cantato in spagnolo e anche noi, guarda lì, abbiamo buttato un occhio al commerciale. Ed è un testo che tratta del post-Covid, del periodo post-Covid, però lo fa trattando un brutto ricordo che tutto ciò che ci mancava durante il periodo del Covid, abbiamo capito che sono cose non solo del nostro desiderio, ma poi nel momento in cui ti vengono a mancare ci hanno privati della libertà, ci hanno privati, ecco. E nonostante tutto bisogna avere tanta calma, se no ci si ribella troppo e si fa rivoluzione, e non è il nostro caso. Quindi con questa canzone teniamo a fare tanta calma, ecco, stiamoci calmi. Comunque ascoltiamo un altro brano tuo, Sì. anche per capire ancora di più fino in fondo
tutte queste bellissime influenze che ci sono nella tua musica. Baldo. Quante volte te l'ho detto, questa musica non va, questa frase non la dire, è una volgarità, qui ci vuole un'apertura, un cambio di tonalità. Quante volte te l'ho detto, che sei fuori dal contesto, questa linea non ha senso, prova con un altro testo. Quello che vorresti dire, antediluviano è, e non è sempre musica, prima necessità, è come l'aria tiepida, spinta dal vento va, poi gira liberissima le vie della città e trova sempre un angolo laddove ascolto avrà. Quante volte te l'ho detto, in madrelingua o in dialetto, questa melodia del canto accompagna un testo attento, la cadenza è regolare, sarà poi la novità. Quante volte te l'ho detto, che io canto a modo mio, ho imparato dal passato, altra gente è un altro Dio, trovo sempre un equilibrio tra quelle sonorità. Nei sogni miei la musica è la mia stessa età, che guerra un nuovo ritmo e rughe non ne ha, dipende ancora libera e vie della città, e sempre ascolto un angolo dove ascolto avrà. Baldo, hai portato un musicista d'eccezione. Peppe Russo è veramente un grande Accordionista. accordionista. Mi viene difficile perché la fisarmonica comunque è sempre quella, ma ci sono le varie differenze, no? Io lo chiamo mantice magico. Mantice magico. Sì, il mantice magico. A volte mantice sonoro. Lo presento anche così, ecco, al mantice sonoro Peppe Russo. Senti, tu hai prestato le tue musiche anche per delle trasmissioni RAI. Sì. È successo questo? È accaduto, sì, sono state usate, utilizzate delle musiche del primo CD, ecco, tendiamo sempre a dire primo CD, in effetti il secondo non è uscito, ecco perché faremo direttamente il terzo. Ho capito. E sono state, sì, stavo dicendo, delle musiche come fondi musicali nelle trasmissioni Linea Verde, Nuovi Orizzonti, non Nuovi Orizzonti, che era un'altra trasmissione, Easy Ride, insomma, queste trasmissioni su Rai 1 che andavano in onda mattina dalle 10 a mezzogiorno. Quindi hai avuto questa soddisfazione Sì, di sentire sì, le tue musiche sì. accoppiate a delle immagini Molto spesso particolari. riguardante la Sicilia, ma non solo. Ma non solo.
E adesso chiudiamo questa nostra chiacchierata con una domanda che io faccio a tutti i miei ospiti. Siccome il blues è la musica del diavolo, Sì. facciamo finta che il diavolo, in tenuta da mafiosetto siciliano, viene da te con la lupara e ti dice, questa è la domanda delle 100 pistole. Lui ti chiede, io ti prometto una nuova vita piena di ricchezze, di benessere, donne, auto, soldi, ma tu devi assolutamente rinunciare a suonare e a cantare. Non lo puoi fare assolutamente. Tu cosa gli rispondi? Gli risponderei con un brano che si intitola Assi Putissi e che ha un finale molto molto particolare, Cioè? che finisce con un vaffa recitato per cui Baldo, io ti ringrazio per questa chiacchierata che abbiamo fatto e Ringrazio te. veramente ti faccio tanti complimenti per la tua musica. Io l'ho ascoltata tante volte, continuo ad ascoltarla, mi Grazie. fa sempre vibrare di emozioni e ti faccio anche tanti auguri per il prossimo album e per una vita artistica da qua all'eternità che vada sempre nel migliore dei modi. Questo è il miglior auspicio, grazie. Sicuramente. E a voi invece do appuntamento per la prossima puntata di Blues e dintorni.